benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. L'allarme sicurezza a Palermo contro furti e aggressioni, la Confcommercio chiede i poliziotti di quartiere, non ci sarà invece l'esercito e ci vorrà tempo anche per un aumento degli agenti. Piantedosi prossimamente nel capoluogo. A Mazara del Vallo confiscati beni per oltre 2 milioni a Vito Signorello, già condannato per bancarotta e evasione fiscale. A Trapani la commissione regionale antimafia. A Palermo è inaugurato in via D'Amelio un murale che raffigura il giudice Borsellino. A 2 giorni dal 33° anniversario della strage, il figlio Manfredi accusa mio padre tradito da un amico, è stato lasciato solo. Il ministro Salvini oggi in Sicilia per il punto su infrastrutture e ponte, poi la festa siciliana della Lega a Catania. Nell'Agrigentino agricoltura in ginocchio per la siccità, persi interi raccolti di agrumi. L'assessore Barbagallo annuncia interventi, ma i coltivatori chiedono risposte immediate. A Catania idropulitrici sulle strade invase da spazzatura e sporcizia. L'intervento dopo la protesta di un'ascoltatrice nel corso dell'appuntamento con il sindaco trentino ieri su Telecolor. Arte, ad Agrigento una mostra rende omaggio a Maria Maddalena con opere di grandi maestri e un'esposizione che unisce musei di tutta Italia. Calcio, squadre in campo a faticare e dirigenti impegnati a rinforzare le rose. Nel pomeriggio primo test in Val d'Aosta per il Palermo. Il Catania a breve ufficializzerà l'acquisto di Forte. Bentrovati, la microcriminalità a Palermo non ci sarà allo schieramento dell'esercito. Il capoluogo non è fra le città che il Ministero dell'Interno considera a rischio. Torna da Roma, con questi risultati il sindaco La Galla, che però incassa la promessa di Piantedosi di fare una missione in città. Intanto la Confcommercio Palermo chiede il poliziotto di quartiere. Maglio Viola. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà presto a Palermo per valutare interventi specifici per la città, così come richiesti dal primo cittadino Roberto La Galla, che ieri è volato a Roma per incontrare il titolare del ministero insieme al presidente dell'ANCI nazionale e di altri sindaci di città metropolitane come Palermo. Non ci sarà però lo schieramento dell'esercito che qualcuno auspicava e ci vorrà tempo per un aumento delle forze dell'ordine. La situazione della criminalità di strada in città, infatti, secondo i dati del ministero, è meno grave di quella di tante altre città italiane, un dato che il ministro ha voluto sottolineare al sindaco. Da parte del ministro Piantedosi un annuncio specifico, cioè quello che sarà da qui a non molto a Palermo per le misure specifiche che riguardano la nostra città, rispetto alla quale però ha voluto segnalare il trend in diminuzione rispetto ad altre città italiane dei crimini commessi nella prima parte di quest'anno. Per parte loro i cittadini e i commercianti denunciano però un senso di insicurezza crescente che non corrisponde ai dati del Ministero. Si rischiano disdette da parte dei turisti e diminuzioni anche dei consumi interni. Patrizia Di Dio, responsabile nazionale sicurezza di Confcommercio e presidente di Confcommercio Palermo, torna a lanciare la sua proposta. Il ripristino del poliziotto di quartiere e una maggiore presenza delle forze dell'ordine, perché sono un deterrente efficace di prevenzione verso i malintenzionati e dà sicurezza a cittadini, turisti e imprese. Ci sarà comunque un tavolo nazionale per la sicurezza nelle città metropolitane, si lavora all'accesso alle banche dati nazionali delle polizie municipali e locali e arriveranno fondi per aumentare il controllo del territorio. Ancora a Palermo 4 arresti per spaccio di droga, tutti i corrieri sono di origine romana, sequestrati stupefacenti per 500.000 euro. Nascosti in 2 trolley e in un borsone, 11 involucri, li vedete, con 690 panetti di hashish del peso di 70 kg. La droga era in un'auto fermata dalla polizia per un controllo.
A Mazara del Vallo confiscati da Polizia e Guardia di Finanza beni per 2.300.000 euro a Vito Signorello, già condannato per bancarotta e evasione fiscale. La misura è stata proposta dal questore di Trapani Peritore, servizio di Laura Spanò. Acquisiti al patrimonio dello Stato definitivamente i beni confiscati stamane a Vito Signorello di Mazara del Vallo, già raggiunto da numerose condanne divenute irrevocabili per bancarotta fraudolenta, evasione fiscale, mancato versamento di oneri tributari e altri reati in materia fiscale. Si parla di beni per 2.300.000 euro. La confisca eseguita da Polizia e Finanza ha riguardato un appartamento, un locale adibito a deposito, un'imbarcazione, 5 rapporti bancari, quote societarie, l'intero compendio aziendale di 3 società ed ancora un albergo, uno stabilimento balneare con ristorante, un lotto di terreno, tutti a Mazara. Secondo gli investigatori, Signorello avrebbe realizzato negli anni una raffinata organizzazione di società, spesso amministrate tramite prestanome, la cui gestione era improntata all'evasione fiscale e alla distrazione di risorse sia in favore del proprio nucleo familiare che in favore di sempre nuovi progetti economico-imprenditoriali realizzati a discapito dell'erario e dei creditori. Ottenuti nuovi finanziamenti che dovevano essere destinati al risanamento della società in dissesto, Signorello avrebbe distratto i fondi intascandone una parte per il proprio sostentamento e investendo il resto in nuove attività imprenditoriali nel settore ricettivo e turistico, per poi ciclicamente portare le nuove società a bancarotta. E intanto stamane è arrivata in prefettura a Trapani la commissione regionale antimafia presieduta da Antonello Cracolici, che proseguirà la mappatura sullo stato della criminalità organizzata in Sicilia. Torniamo a Palermo, dove è stato inaugurato in via D'Amelio un murale che raffigura il giudice Borsellino. A 2 giorni dal 33° anniversario della strage, il figlio Manfredi accusa: mio padre tradito da un amico, è stato lasciato solo. Marco Gullà. Io credo che già la mia emozione di canto tutto e penso anche che l'espressione dei figli trattiene a stento le lacrime, l'emozione lo travolge. Manfredi Borsellino, figlio di Paolo, a 2 giorni dal 33° anniversario della strage di via D'Amelio, è visibilmente provato in occasione dell'inaugurazione di un murale che raffigura il giudice Borsellino in alcune fasi della sua vita. Un'opera che nasce proprio di fronte via D'Amelio. Al centro il giudice bambino stringe tra le mani l'agenda rossa, metafora della verità da custodire e tramandare. Accanto a lui la figura dell'amico e collega Giovanni Falcone, la Fiat 126 imbottita di esplosivo e i corvi, simbolo della mafia, che si trasformano in gabbiani, segno di libertà e speranza. Questo murale rappresenta intanto un presidio importante in uno dei luoghi più tristemente conosciuti, una delle vie più tristemente conosciute e famigerate della storia italiana. Manfredi Borsellino parla ancora di verità non trovata. Non fatemi dire nulla, come disse all'indomani della morte di mio papà, disse Nino Caponnetto: non mi fate parlare, non dico nulla, è finito tutto, no. E invece è ripartito tutto. Anche da un murales come questo riparte la rinascita di una città, di una società. I miei figli percorrono sempre questa strada e per me sarà una cosa sempre molto emozionante. Ancora siamo alla ricerca di questo amico che l'ha tradito, ma indipendentemente dal nome o cognome che possa avere, uno o più amici che l'hanno tradito. Maxi operazione della Polizia Ferroviaria a Messina, 10 misure cautelari, 4 aziende sequestrate per traffico illecito di rifiuti metallici. Eva Spampinato. 2 anni di indagini minuziose a tutto campo, con servizi di osservazione, sequestri, intercettazioni telefoniche ambientali, acquisizione di documenti per scoprire una rete sporca, ben oliata e tutt'altro che improvvisata. L'indagine della Polizia Ferroviaria di Messina ha smascherato un sistema ben rodato tra la città dello Stretto, Catania e Agrigento, con un giro illegale di rottami e demolizioni sotto copertura imprenditoriale. 10 le misure cautelari eseguite, tra carcere e domiciliari, per un traffico illecito di rifiuti metallici che si muoveva silenzioso tra le città siciliane. Al centro dell'inchiesta 4 aziende formalmente dedite alla raccolta di materiale ferroso e alle autodemolizioni.
Ma dietro i capannoni e le insegne c'era ben altro, un meccanismo organizzato per aggirare le normative ambientali, con tonnellate di rottami gestiti in modo illecito. Le imprese sono ora sotto sequestro, ma continueranno a operare per un anno sotto la guida di un commissario giudiziale. L'ennesima dimostrazione che dietro il business dei rifiuti spesso si nasconde una filiera criminale che inquina non solo l'ambiente, ma anche l'economia legale. Ancora una tragedia lungo la provinciale 11 a Niscemi, un tratto tristemente noto per gli incidenti mortali. Dopo la scomparsa della piccola Aurora, ora a perdere la vita è stato Matteo Cannizzo, un giovane di 22 anni. La comunità è sotto shock, chiede giustizia e interventi immediati. Gerry Italia. Ancora sangue sull'asfalto della SP11 alle porte di Niscemi, un asseviario che ormai tutti chiamano tristemente la strada killer. Ieri l'ennesima tragedia. A perdere la vita è stato Matteo Cannizzo, 22 anni, un ragazzo solare, pieno di sogni e molto conosciuto in città. La sua auto, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, si è ribaltata all'improvviso, finendo la corsa contro un muro a ridosso di un'abitazione. L'impatto è stato devastante. Quando i soccorritori sono arrivati, per Matteo non c'era già più nulla da fare. Un destino atroce e beffardo era lo stesso tratto dove appena pochi mesi fa aveva perso la vita la piccola Aurora Pitino, 9 anni, in un incidente fotocopia. Stessa dinamica, stesso muro, stesso dolore. Due nomi, Matteo e Aurora, due giovani vite spezzate, due famiglie distrutte e un'intera comunità, quella niscemese, che oggi piange e grida. Grida per chiedere sicurezza, per pretendere risposte. Sui social in tanti invocano interventi urgenti, rifacimento del manto stradale, nuova segnaletica, barriere protettive, ma finora nulla è cambiato, solo croci sul ciglio della strada. Adesso la procura di Gela ha aperto un'inchiesta, l'ennesima. Non si esclude il sequestro dell'arteria. Intanto in città il dolore si mescola alla rabbia perché lungo la SP11 si continua a morire. Era stata trovata senza vita lo scorso 12 luglio sul greto del torrente Longano di Barcellona Pozzo di Gotto nel Messinese. In un primo momento si era pensata a un gesto estremo, a un incidente, ma adesso c'è un indagato per omicidio nella vicenda della morte della 75enne russa Raisa Kiseleva. Si tratta del DJ Michelangelo Corica, 60enne, vicino di casa della donna. La procura ha iscritto Corica nel registro degli indagati con l'ipotesi di omicidio volontario. L'autopsia sul corpo della donna sarà decisiva per lo sviluppo delle indagini. Voltiamo pagina, il ministro Salvini oggi è in Sicilia per il punto su infrastrutture e ponte. Poi la festa siciliana della Lega a Catania. La Lega in Sicilia è pronta a raccogliersi attorno al proprio leader Matteo Salvini, che fino a domani mattina sarà in Sicilia, stavolta solo da leader politico e senza il peso dei processi dopo la soluzione sul caso Open Arms. Il vice premier e ministro dei trasporti inaugurerà nel primo pomeriggio un ponte ad Arco San Giuliano sulla strada statale 640 che collega Caltanissetta ad Agrigento, un appuntamento al quale saranno presenti tra gli altri anche l'amministratore delegato di ANAS, GEM, e il presidente della regione Renato Schifani, e poi numerosi dirigenti del ministero. Sarà l'occasione per fare il punto sulla condizione di strade e autostrade siciliane anche a seguito dei cambi al vertice di ANAS in Sicilia e dopo gli ultimatum lanciati dallo stesso Schifani. Secondo i numeri di Salvini, in Sicilia sarebbero stati programmati investimenti a tutto campo superiori ai 22 miliardi di euro per le infrastrutture. Nel tardo pomeriggio poi l'incontro con la comunità politica siciliana, oltre 400 amministratori provenienti da ogni parte dell'isola che si ritroveranno alla playa coordinati dal segretario regionale Nino Germanà. Un momento per fare sintesi con i deputati nazionali, i parlamentari e gli assessori regionali e con alcuni dei vertici nazionali del partito come Durigon e Gusmeroli per parlare di decreto sicurezza e rottamazione delle cartelle esattoriali, due dei cavalli di battaglia della Lega che hanno sostituito il refrain di clandestini e immigrazione. Intanto ad Agrigento torna l'emergenza idrica, l'agricoltura è in ginocchio per la siccità, sono andati persi interi raccolti di agrumi. Al Teatro Pirandello, confronto fra istituzioni e operatori del settore, l'assessore Barbagallo annuncia interventi ma gli agricoltori chiedono risposte immediate. Davide Sardo.
Il dramma degli agricoltori, sempre più in ginocchio per la perdita degli agrumi causata dalla grave carenza d'acqua. Campi a secco, raccolti compromessi e aziende agricole allo stremo. La siccità in Sicilia occidentale mette a rischio l'intero comparto. Al Teatro Pirandello di Agrigento istituzioni e operatori del settore si sono ritrovati per affrontare la crisi idrica. Nel corso dell'incontro l'assessore informa. Presente l'assessore regionale all'agricoltura Salvatore Barbagallo, che ha illustrato le strategie del governo per migliorare l'efficienza dei sistemi irrigui e garantire una distribuzione più equa delle risorse idriche. Dobbiamo intervenire per rimettere in sesto i grandi serbatoi su cui sono stati fatti modestissimi interventi nel passato, dobbiamo completare il riefficientamento delle traverse di derivazione, dobbiamo spingere per i serbatoi aziendali, cioè realizzare un programma di investimento per i serbatoi aziendale. Nella prossima finanziaria già ci saranno, nelle variazioni di bilancio di luglio, di primi di agosto, già ci saranno dei segnali in questa direzione. I serbatoi aziendali possono costituire un'ottima soluzione per contrastare la siccità e aumentare la disponibilità idrica. Dal confronto di Agrigento è emersa la volontà di avviare interventi concreti, ma il mondo agricolo chiede risposte immediate. A Catania ha rafforzato il piano di pulizia con idropulitrici sulle strade della città, invase da spazzatura e sporcizia. L'amministrazione interviene in particolare in via Duca degli Abruzzi dopo la segnalazione di un'ascoltatrice all'appuntamento con il sindaco trentino ieri su Telecolor, servizio di Giusy Lazzara. La segnalazione è arrivata puntuale e precisa durante l'appuntamento settimanale con il sindaco di Catania Trantino. Una signora stanca di vedere sporcizia di tutti i generi, dalle cartacce agli escrementi di cani lasciati da incivili padroni sul marciapiede sotto i portici in via Duca degli Abruzzi, ha lanciato la denuncia. La risposta dell'amministrazione non si è fatta attendere. All'alba una squadra ha attivato le idropulitrici. In queste immagini all'opera per ripulire non solo il marciapiede, ma anche la pensilina della fermata dell'autobus. Un lavoro che prosegue in altri quartieri della città. Soprattutto in mancanza di pioggia, quindi un lavaggio delle strade particolare con le lance e un detergente profumato per appunto ripulire e lavare marciapiedi e sede stradale. Raccomandiamo ai cittadini di mantenere questa pulizia. Abbiamo incrementato con il sindaco questo tipo di interventi perché necessitava, visto il grande afflusso di turisti e soprattutto nelle aree e nelle strade più trafficate dove insistono molti esercizi commerciali. E resta sempre disponibile il numero 342 74 55 005. Continueremo così a dare voce alle vostre segnalazioni. Chiamateci dunque al numero appena segnalato. A Palermo truffa shock, 500 euro per un giro in carrozza. Turisti spagnoli truffati con un conto da capogiro per un'ora. Dietro il cavallo. Il comune avvia indagini e promette sanzioni. Marco Gullà. 500 euro per un giro in carrozza nel centro di Palermo, un po' troppi. Una coppia di turisti spagnoli è stata vittima di una truffa da parte di un vetturino a Palermo. La corsa, della durata di un'ora, è stata pagata 500 euro. La coppia ha raccontato l'esperienza ad alcuni cittadini palermitani che hanno immediatamente contattato telefonicamente l'assessore comunale Fabrizio Ferrandelli, che si è recato sul posto e ha accompagnato la coppia spagnola negli uffici della questura per formalizzare una denuncia. Già la polizia municipale è al lavoro con le immagini della control room per risalire all'autore del gesto. Ho deciso di accompagnarli formalmente perché sono stato avvisato da alcuni nostri concittadini che hanno raccolto la testimonianza dei turisti nella spiaggia di Mondello. Sono andati a prenderli con la mia auto e li ho accompagnato personalmente per dimostrare che c'è un'amministrazione che non si volta dall'altra parte, che denuncia accanto a loro episodi del genere e che soprattutto interviene. Quanto accaduto ai danni di due turisti spagnoli è di una gravità assoluta e rappresenta la punta di un iceberg che questa amministrazione non intende più tollerare, ha invece detto l'assessore alle attività produttive Giuliano Forzinetti. La coppia spagnola è già ripartita alla volta di Siviglia, un ennesimo episodio che ingrigisce sicuramente il ricordo che i due turisti hanno di Palermo. La bellezza della città offuscata da avvenimenti spiacevoli come quello venuto a galla in questi ultimi giorni.
Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Quando l'attesa del bus urbano diventa una prova di resistenza al caldo, succede un po' dappertutto, ma in modo particolare a Siracusa, perché lì le pensiline sono introvabili e gli utenti sono costretti ad aspettare sotto il sole e all'impiedi. Francesco Aloi. Una poltroncina ergonomica e la palina con il QR code. Eccola la fermata del bus ultramoderna. A Siracusa le pensiline sono ormai superate. Scherzi a parte, chi aspetta il bus deve farlo in fermate come questa, sotto la pioggia o sotto il sole, anche cocente. Questa poltroncina l'ho creata io per una persona anziana, perché alla mattina alle 7:15 si sedeva sul marciapiede a rischio di farsi tranciare le gambe. Periferia o centro la musica non cambia, il bus lo si aspetta allo stesso modo, all'impiedi. Non ci sono pensiline, non ci sono sedili dove potersi accomodare, non c'è niente. Questo è Siracusa e questo è il servizio che ci offre il nostro signor sindaco. La mancanza di pensiline è veramente tremenda, poi soprattutto qua in Sicilia con certe temperature sarebbe auspicabile la presenza delle panchine anche per le persone anziane. Eppure, da quando è arrivata SAIS, il servizio di trasporto pubblico funziona. Autobus puntuali, puliti, ma manca la comodità nell'attesa. Palazzo Vermexio punta ad incentivare l'uso dei mezzi pubblici, ma così tutto diventa più complicato. Dobbiamo stare al solleone, come ad esempio io che sono cardiopatico, che non lo posso sopportare. Ma se le pensiline sono le principali assenti ingiustificate alle fermate, non va meglio al capolinea. E da qualche mese i bus urbani partono da qui, Corso Umberto, con i mezzi fermi tra il traffico. E adesso una boccata d'aria fresca con l'arte. Ad Agrigento un'importante mostra rende omaggio a Maria Maddalena, figura simbolica tra fede e storia. Al Mudia, un'esposizione che unisce i musei di tutta Italia. Davide Sardo. Una donna, un simbolo, un mistero. Maria Maddalena, protagonista assoluta della nuova mostra al Museo Diocesano di Agrigento, che apre le porte a un viaggio tra arte e spiritualità. Fino al 30 ottobre il Mudia ospita capolavori ispirati alla Santa, firmati da giganti della pittura come Cecco, da Caravaggio e Quercino. Ed è proprio del maestro Emiliano la tela più preziosa dell'esposizione, in arrivo dai Musei Vaticani. La mostra, ideata per il Giubileo della Speranza e nell'ambito di Agrigento, capitale della cultura 2025, vanta la collaborazione di importanti musei italiani, tra cui il Diocesano di Milano e il San Matteo di Pisa. Un'intera sezione dedicata anche ad opere siciliane provenienti da Sciacca, Cammarata, Racalbuto e Palermo. Ci sono dei messaggi che devono arrivare attraverso la figura di questa donna, Maria Maddalena, che riassume in sé quello che è il senso forte della speranza, e l'abbiamo voluta declinare al femminile, perché la figura femminile è più forte di quello dell'uomo, anche se poi esprime tutta la sintesi dell'umanità. Un'occasione unica per riscoprire attraverso l'arte la figura di una donna intramontabile. Assolutamente sì. A tutto ciò ad Agrigento. Adesso è il momento della nostra pausa, tra poco le ultime del calciomercato. Vi aspetto tra pochissimo. Tra mercato e primi giorni di ritiro, le squadre siciliane. Per il Palermo oggi prima uscita amichevole, il Catania invece lavora uno scambio con il Campobasso. Francesco Triolo. Lavoro sul campo e trattative di mercato al centro dell'attenzione delle squadre siciliane. Il Palermo oggi a Châtillon gioca la sua prima amichevole contro una rappresentativa austana. Nel frattempo si parla di mercato, a breve dovrebbe essere ufficializzato il trasferimento al Bari di Nicolao. Pugliesi che sono anche su Verre. È il terzo giorno di allenamento a Norcia invece per il Catania di Mimmo Toscano, sedute atletiche di mattina, allenamenti tecnici con la palla e partire la finale di pomeriggio. Sembra essere questo il menù quotidiano dei primi giorni. Si stanno anche valutando le condizioni fisiche dei singoli, così da tarare il lavoro in maniera personalizzata. Sul fronte mercato l'attaccante Francesco Forte, già in ritiro, ha formalizzato l'accordo con il club, mentre il direttore sportivo Pastore sta lavorando ad uno scambio col Campobasso che porterebbe il difensore Davide Mondonico in rosso-azzurro, mentre l'attaccante Davide Marsura andrebbe in Molise
Primo giorno di allenamento invece per il Trapani, la squadra da ieri si trova a Troina agli ordini di Totò Aronica, si attendono le ufficializzazioni per le cessioni di alcuni giocatori, solo una volta sfoltita la rosa si potrà operare in entrata, interessano l'attaccante Parigi del Rimini e Fischnaller, l'ultima stagione alla Torres. Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento per la prossima edizione è alle 20, grazie e buon pomeriggio.